Infatti abbiamo triplicato le preferenze rispetto a 5 anni fa e per noi questo è un grandissimo risultato, frutto del lavoro non soltanto delle candidate e dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra, che ringrazio tutti perché si sono impegnati davvero, ma del lavoro fatto dai tanti volontari, cittadini attivi che hanno contribuito a costruire il percorso di Alleanza Verdi e Sinistra, di Europa Verde, di Sinistra Italiana nei territori, perché noi ci siamo stati dove gli altri non c'erano, siamo stati nelle zone più marginali, nei comitati più abbandonati dalla politica, proprio per cercare di ricostruire un senso di fiducia e di collaborazione, cioè la partecipazione attiva per noi è necessaria. A chi dice che la candidatura a livello nazionale di Ilaria Salis vi abbia trainato, cosa risponde? Io risponderei: andatevi a vedere le preferenze e il lavoro fatto nei territori, specialmente dai giovani candidati che hanno fatto la differenza da un punto di vista pratico e soprattutto hanno testimoniato un'esigenza, specie della fascia giovanile, di dare nuova attenzione vera e coerente al tema della crisi climatica, perché purtroppo il futuro dell'Italia è in mano a politici che sono coerenti nelle materie della transizione ecologica, non a chi ci dice agiamo per gradi oppure se ne dimentica. E verrà eletta nel Parlamento europeo, come potrebbe essere visto i numeri che ha ottenuto, quali sono le istanze venete che porterà all'attenzione del Parlamento europeo? Ovviamente la difesa della nostra comunità dalla crisi climatica, perché come agricoltrice e come cittadina ho visto e so come si evolverà il clima anche nella nostra regione, nel nostro nord-est, con l'aumento delle temperature previste di 4,5 gradi in più, e quindi questo significa un grave danno economico che dobbiamo assolutamente marginalizzare, dobbiamo assolutamente fermare. E poi per me è sostanziale l'impegno nei prossimi anni nella materia dei PFAS, della difesa dei cittadini, della salute e dell'ambiente dalle sostanze chimiche dannose e cancerogene che hanno causato più di 4.000 morti in più nel territorio più contaminato, e siccome nei prossimi 5 anni si discuterà per bandirli e sostituirli attraverso ricerca e nuovo sviluppo nell'impresa, per la presenza di una politica, di un politico capace e che conosce il tema e che può rappresentare questa comunità è importantissimo.